È stata frequentemente attraversata da serpentone di auto partecipanti alle 500 miglia touring. Per la 19ª edizione Castelfranco Veneto è stata scelta per ospitare una delle tappe serali della manifestazione. Nata dall'iniziativa di appassionati di veicoli storici, la 500 miglia ha saputo conquistare negli anni spazi sempre più importanti per l'interesse che ha saputo catalizzare. Le amministrazioni pubbliche hanno intuito una forma diversa di promozione del territorio, compartecipando a una crescita della gara con le autorizzazioni necessarie per poter accedere a centri storici altrimenti inibiti al traffico. Il centinaio di equipaggi attesi pernotteranno a Castelfranco Veneto, riprendendo poi il mattino successivo con direzione Asolo e Cortina d'Ampezzo e Belluno. Prima, invece, dopo la classica partenza da Brescia, i primi passaggi sono previsti a Verona, Lonigo e Cittadella. Per città e borghi, la sfilata delle vetture d'epoca porta in dote anche soste enogastronomiche con i prodotti tipici del territorio e passaggi in località non frequentate dai grandi circuiti turistici. Gli appassionati di motori hanno invece l'occasione di ammirare vetture storiche, come una Jaguar Heritage del 1953, Rolls-Royce Cabrio oppure quella che risulta la prima iscritta di questa edizione, una Alfa Romeo Spider veloce del 1982.